Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. After a 3-day session, Friuli Venezia Giulia's Regional Council has approved the summer budget. Intanto è da sottolineare che è un assestamento molto consistente, quasi 1.200 milioni di euro a disposizione della comunità regionale, un risultato che siamo riusciti a costruire negli anni. Anche lo scorso anno avevamo lo stesso ordine di grandezza, però voglio ricordare che quando abbiamo iniziato l'assestamento era di 80 milioni di euro, quindi abbiamo cambiato totalmente prospettiva nell'interesse generale della comunità del Friuli Venezia Giulia. Per esempio, noi continuiamo a finanziare l'intervento sul fotovoltaico per le famiglie. In Trieste, a 32-meter robot platform begins work beneath the docks. In a global first, Trieste tests RoboGo, a 32-meter AI-powered robot from Gruppo ICOP, revolutionizing underwater maintenance. Ma credo che sia importante intanto perché fa vedere che l'Italia c'è, che è uno dei principali hub a livello mondiale dove si investe nei porti, in tecnologia, abbiamo un know-how che pochi altri paesi al mondo possono dire di avere. Dopodiché essere qua a Trieste fa capire come questo porto, al netto di tutti gli storytelling, sia assolutamente vitale e, sebbene, come ricordava qualcuno prima, è più di 400 giorni che non ha un presidente, siamo riusciti col commissario e anche con l'assistenza del Ministero a portare avanti progetti importanti e non a ritardare nessun investimento. It's very, very important because it's an innovation that is not present in the world, so we can export this idea. New breastfeeding area opens in Trieste Public Registry Building. A new public breastfeeding space has opened in Trieste Public Registry Building. Offered free of charge by the city, the initiative was inaugurated by local officials and aims to support mothers and working women. One of the few spots where you can do it. I mean, I work here, so it's amazing to know that my workplace now has a place where I can freely go with my daughter. The municipality of Trieste found the funds for me this breastfeeding point. There are in all the public libraries in all the territory of Trieste, and now we inaugurate the first one in a public palace in Trieste, in the city center. È pubblica, quindi la possibilità anche per chi è nelle vicinanze di poter utilizzare questi spazi in maniera molto confortevole e riservata. Police dog unit trial in Trieste shows early results. Since its launch 3 months ago, Trieste's K9 police unit has delivered promising results, supporting safety patrols, drug prevention, and public investigation. Active for a full year, the unit will continue strengthening the city's security efforts in the months ahead. Well, today local police reported on the activity of our dog unit Conan during the first 3 months of his work in Trieste. Results are really good, citizens are happy. Red-spotted pup Pimpa leads children on a journey through Friuli Venezia Giulia region. A new children's guide invites young readers to explore Friuli Venezia Giulia region through the eyes of Pimpa, the red-spotted cartoon dog created by Francesco Tullio Altan. The book combines games, activities, and regional insights as part of a broader series introducing Italy's regions to children. Prima in conferenza stampa, oggi sono causa traffico, causa turisti, tanti turisti che vengono in Friuli Venezia Giulia, sono arrivato in questa conferenza stampa con un po' di ritardo, però insomma ho approfittato in auto per leggermi questo libricino molto molto interessante, devo dirvi bello per i bambini perché è disegnato, scritto in maniera molto semplice proprio per i bambini, ma molto bello anche per gli adulti. More than 170 participants, including a record 73 minor, took part at the 18th edition of one of the most eccentric and beloved summer events in the city, the Olimpiade delle Clanfe. The goal of the event is not only to make the biggest splash when hitting the water, but also to dress up and enjoy the tradition. Participants, ranged in age from 3 to 86, delivered their dives with originality and a true Trieste spirit.
perché è un evento dove ci si diverte e noi facciamo sport per divertirci e per divertire, e questo ci rappresenta pienamente. Siamo la più ricca di esperienza squadra di nuoto sincronizzato in tutta Italia. For me is the best event in town. It's the typical triestino event. È perché è un evento divertente che ti fa sentire spensierata almeno per un giorno all'anno. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.